Sindaco Carniello, oggi il municipio di Follina è stato presentato il progetto Bici in Comune. Si può dire che è stata una sorta di fusione tra tre comuni per questa progettualità? Certo, è stata una fusione, una collaborazione e un riuscire a lavorare insieme. È stato bello lavorare insieme, abbiamo ancora tanta strada da fare, però abbiamo già da questo progetto e poi ne abbiamo un altro in ballo, ma vi faremo sapere fra breve. Grazie a questo progetto proprio si crea squadra, si riesce a lavorare insieme e abbiamo visto che l'unione, no, è una frase fatta però è vera, l'unione fa la forza e quindi proprio riusciamo a portare avanti tante belle cose. Il fatto di promuovere il nostro territorio, che in questa occasione è un territorio allargato, ci dà sicuramente più visibilità anche per i vari turisti che vengono qui non solo per la semplice biciclettata, diciamo, attorno all'abbazia di Follina, ma anche a Amiane o a Cisone di Valmarino. Un progetto che, come avete esposto prima, punta molto sull'aspetto didattico partendo dai bimbi delle primarie. Certo. Come è nata la volontà di partire proprio dalle scuole con questa forma di sensibilizzazione? Ma allora, questa sensibilizzazione dobbiamo farla innanzitutto con i bambini. Poi i bambini tante volte riescono anche a condividerla con i genitori. Io sono passata personalmente nelle varie scuole, come hanno fatto anche i miei colleghi, a promuovere questo progetto e ho visto tanto entusiasmo. Quindi anche le maestre all'interno delle scuole porteranno avanti dei progetti, quindi anche i ragazzi lavoreranno insieme all'interno della scuola, ma anche in famiglia, per creare queste biciclette o per creare degli slogan o dei disegni per i più piccoli. Quindi è un'attività che crea comunità in primis e il fatto anche che i lavoretti siano fatti con materiale di riciclo crea proprio la cultura di non abbandonare rifiuti o altri materiali proprio in questo bel territorio che è nostro e che dobbiamo preservarlo, diciamo.